L'uno accanto all'altro sulle colline trevigiane di Tarzo per il taglio del nastro della fattoria sociale della piccola comunità, storica struttura di recupero dei tossicodipendenti. Ma le posizioni del governatore Luca Zaia e del vescovo Corrado Pizziolo non potrebbero essere più distanti in materia di fecondazione eterologa. Dopo il via libera delle regioni alle linee guida è la prima volta che il presidente del Veneto incontra un esponente della Curia e le valutazioni del politico sono di quelle che la Chiesa non può sentire, perché nonostante i rilievi dei cattolici su quella che hanno definito una pericolosa fuga in avanti, Palazzo Balbi è determinato ad arrivare al traguardo presto, molto presto. Annuncio che portiamo la delibera martedì e quindi si darà il pronti e via, il che vuol dire che dai primi di ottobre saremo operativi presso i nostri centri e in Veneto ci rivolgiamo circa a 500 coppie all'anno. Ma per il responsabile della diocesi non può contare solo il desiderio degli aspiranti genitori. Il figlio non è mai oggetto di un diritto come fosse una cosa, è sempre un dono e come tale va rispettato. Quando si dimentica questo si rischia di strumentalizzare la vita delle persone. Le amministrazioni regionali sono però determinate ad andare avanti lo stesso. Entro il 1° ottobre sarà cercato un accordo sull'uniformità dei ticket. Noi porteremo ovviamente l'istanza di avere un ticket popolare in modo tale che il costo sia un costo quasi simbolico, accessibile a tutti. L'ipotesi veneta è addirittura di 30 euro, un tradimento della potestà legislativa secondo il presule. Credo sia il Parlamento che deve dare delle norme. Se chiunque si arroga il diritto di legiferare dalla magistratura o dalle regioni, io ritengo che non sia una cosa buona.